benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Femminicidio a Messina, uccisa a coltellate dall'ex, in precedenza ai domiciliari per violenze e minacce nei confronti della vittima, ma senza braccialetto elettronico. La donna si rifiutava di riconciliarsi con l'uomo che ha confessato il delitto. Il fratello dell'uccisa, femminicidio annunciato. Palermo, venerdì l'interrogatorio di Salvatore Iacolino, dimessosi dopo una sola settimana dal vertice del Policlinico di Messina perché è indagato per concorso esterno e corruzione per i rapporti con Carmelo Vetro, imprenditore mafioso e massone finito in carcere. Palermo, le opposizioni di sinistra chiedono le dimissioni del presidente Schifani per la nomina di Iacolino a Messina e le infiltrazioni mafiose nella macchina amministrativa regionale. L'indagine spacca anche la maggioranza di centrodestra alla regione, malumori di Fratelli d'Italia e autonomisti. Aniscemi, la frana non si ferma, i tecnici incaricati dalla protezione civile senza mezzi termini. Non esiste una soluzione definitiva per mettere in sicurezza il fronte dello smottamento. Mafia imprenditrice, sequestrati dalla Procura di Catania beni per quasi 11 milioni a Carmelo Salemi, indicato come elemento di spicco della famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano, e all'imprenditore edile Giovanni Papa, ritenuto organicamente asservito agli interessi della cosca. Pedopornografia a Catania, un uomo arrestato e 3 indagati dalla polizia postale. Con immagini online creavano giochi con abusi sessuali virtuali su minori. Musica alle più belle canzoni di Mina cantate sul palco da Tindaro Granata per raccontare le storie delle detenute del carcere di Messina. Calcio, Toscano resta alla guida del Catania, ma la sua panchina scricchiola. Il destino del tecnico è legato al risultato della gara con Altamura. Il match domenica in diretta e in chiaro in esclusiva su Telecolor. Il femminicidio di Messina, una donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno che ha confessato. Era stato ai domiciliari in precedenza per violenza e minacce nei confronti della vittima, ma non aveva il braccialetto elettronico. E il fratello dell'ucciso parla di femminicidio annunciato. Francesco Triolo. È stata ritrovata in una pozza di sangue ieri a tarda sera dalla figlia allarmata che non rispondeva al telefono da ore. Daniela Zinnanti aveva 50 anni e abitava in un'abitazione di via Lombardia, piano terra. Ieri pomeriggio è stato ucciso dall'ex compagno Santino Bonfiglio, 67 anni, al termine di una discussione, forse l'ennesima. Un femminicidio che ha sconvolto nuovamente la città di Messina a distanza di un anno da quello di Sara Campanella. La donna viveva da sola, era seguita dai servizi sociali che anche ieri si sono presentati nella sua abitazione. Sul suo corpo sono stati trovati numerosi segni coltellate, l'arma del delitto, un coltello, è stata poi recuperata dalle forze dell'ordine in un cassonetto della differenziata poco distante dall'abitazione. I rilievi della polizia scientifica sono durati sino all'1:30 di notte quando il corpo è stato portato via. Nel frattempo gli agenti della polizia avevano già visionato le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza del palazzo, avevano raccolto alcune testimonianze che hanno portato al fermo dell'ex compagno della donna, Santino Bonfiglio. Dopo un lungo interrogatorio in questura, l'uomo avrebbe confessato ed è stato arrestato e trasferito nel carcere di Gaza a disposizione del PM. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico per reati contro la persona, ma per mancanza di dispositivi non gli era stato applicato. Sarebbe andato a casa della ex compagna, quindi per chiederle di tornare insieme. Di fronte al rifiuto l'avrebbe colpita più volte con un coltello. Gli investigatori stanno continuando le indagini, acquisendo ulteriori immagini dalle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire con precisione quanto accaduto e quando è accaduto. Dalle prime informazioni sarebbe emerso anche che circa un mese fa la donna avrebbe denunciato l'ex compagno per aggressione, salvo poi ritirare la querela.
Cambiamo argomento. Palermo. Sarà interrogato venerdì Salvatore Iacolino, dimessosi dal vertice del Policlinico di Messina perché è indagato per concorso esterno e corruzione per i suoi rapporti con Carmelo Vetro, imprenditore mafioso e massone. Manlio Viola. C'è la società di smaltimento rifiuti Ansa Ambiente al centro dell'indagine che ha portato alla nuova bufera fra mafia e corruzione alla regione siciliana. Nonostante si tratti di una società apparentemente pulita, secondo gli investigatori, Ansa Ambiente in realtà era il braccio operativo del boss di Favara, Carmelo Vetro. L'inchiesta comincia quando Vetro torna sul mercato dopo aver scontato una condanna a 9 anni per mafia. Il boss, secondo gli inquirenti, ricomincia da dove aveva lasciato e ad aprirgli le porte degli appalti regionali sono Teresi, funzionario dell'assessorato ai lavori pubblici incaricato delle manutenzioni dei porti, e quindi lì di rifiuti speciali da smaltire nei dragaggi ce ne sono tanti, e Salvatore Iacolino, RAS della sanità pubblica, sempre secondo gli inquirenti. Teresi è stato arrestato, Iacolino è solo indagato, ma nell'inchiesta spunta anche il nome della vicepresidente della Commissione Ambiente, la forzista Bernadette Grasso, messinese, che non è indagata comunque. Iacolino avrebbe presentato Vetro alla Grasso, che però nega di conoscerlo e annuncia querele sulla diffusione di queste notizie. La deputata forzista messinese ed ex assessore regionale valuta di autosospendersi da vicepresidente dell'antimafia per poter meglio collaborare con gli inquirenti e sottrarsi alle speculazioni. Iacolino invece comparirà venerdì davanti ai magistrati per l'interrogatorio preventivo. Da quello dipenderà tutto. Intanto si è dimesso da manager del Policlinico di Messina e dice essere sorpreso e amareggiato. È stata proprio la nomina a Messina a far accelerare i provvedimenti, visto che nella città dello Stretto si sarebbero concentrati gli affari della Ansa Ambiente che Iacolino avrebbe introdotto all'ASP della provincia. Ai giudici dovrà spiegare tutto questo e tanto altro ancora non noto, e solo dopo la procura deciderà se inoltrare al GIP conferma della richiesta di arresto. Restiamo a Palermo, il campo largo all'attacco, Schifani, lasci dopo lo scandalo Iacolino. L'opposizione nel corso di una conferenza stampa congiunta all'Assemblea regionale ha chiesto le dimissioni del Presidente della Regione, Marco Gullà. Schifani deve dimettersi, in coro le forze del campo progressista siciliano. Nel corso di una conferenza stampa congiunta all'Assemblea regionale hanno chiesto le dimissioni del presidente della regione siciliana dopo l'indagine della procura di Palermo sulle infiltrazioni mafiose nella macchina amministrativa regionale che vede coinvolto Salvatore Iacolino, da una settimana designato dal governo regionale alla guida del Policlinico di Messina. Chiediamo a Schifani di staccare la spina. I fatti che sono emersi dall'ultimo scandalo della sanità siciliana sono gravissimi e riguardano il Dominus, colui che gestiva la metà del bilancio della regione. Peraltro tra le accuse c'è anche sono anche quelle dei rapporti con la mafia. Il puzzo della politica di centrodestra deve uscire fuori dalla sanità. Il Presidente Schifani prenda atto che il suo governo sta trattando temi che non interessano i siciliani. L'Assemblea regionale siciliana continuerà a bocciare tutte quelle norme che verranno portate in assemblea con voto segreto e non fino a quando non si tratteranno i veri problemi siciliani. L'area progressista annovera PD, Movimento 5 Stelle, Controcorrente, AVS, Italia Viva, Progetto Civico Italia, Spazio Civico, PSI, più Europa e più Uno. Iacolino doveva andare a casa esattamente un anno fa perché era corresponsabile dello scandalo Referti a Trapani. Il governo ha sottovalutato questa serie di scandali che prosegue. A questo punto non è pazzesco chiedere che Roma metta il naso sulla sanità in Sicilia. Resterà soltanto uno non è solo il titolo di un film, ma è il titolo di questa commedia del governo Schifani, un governo di indagati, un governo in cui sostanzialmente lo abbiamo visto, Lavardera è quello che dice che aveva la mafia sempre in testa, ma guarda caso questa mafia torna sempre, torna a Mondello nella gestione dei lidi con i parenti dei boss che erano sempre in primo piano, e torna in un settore delicatissimo, quello della sanità. Cos'altro serve per mandare a casa questo governo? Che cominciano a fare omicidi? E l'indagine sul supermanager Salvatore Iacolino spacca anche la maggioranza di centrodestra alla regione. Ci sono malumori a Fratelli d'Italia e gli autonomisti che da sempre non hanno visto con favore il ruolo di Iacolino come assessore ombra alla sanità, così dicono. Luca Celiberti.
Sul caso Iacolino, il super manager della sanità regionale indagato nell'inchiesta di Palermo, la maggioranza di centrodestra comincia a mostrare tutte le sue crepe. La sanità è da sempre un nervo scoperto del governo Schifani. Prima le assenze dell'assessore Giovanna Volo sui temi più importanti che riguardano la salute dei siciliani, dalle liste d'attesa alle strutture ospedaliere. In mezzo il caso dei mancati referti istologici di Mazzara del Vallo, oltre 3.300 che nei casi più gravi hanno causato la morte dei pazienti. Allora pagò solo il manager di Fratelli d'Italia Ferdinando Croce, ma da più parti si chiedeva una spinta alla sanità regionale. La risposta fu il cambio di assessore con un'altra fedelissima, l'attuale Daniela Faraoni. Ma in aula le tensioni su questo tema sono sempre rimaste evidenti. Per tutti Iacolino era l'assessore ombra alla sanità, un fedelissimo del presidente della regione. A lui tutti facevano riferimento, era il direttore del Dipartimento per la pianificazione strategica. Un ruolo apicale che non piaceva soprattutto a Fratelli d'Italia e a una parte del partito di Forza Italia, eppure agli autonomisti, che sulla sanità siciliana avevano puntato l'obiettivo. La nota del Movimento per le Autonomie a poche ore dall'inchiesta è emblematica. È prassi augurare, si legge, che i reati addebitati all'ex direttore generale della sanità, Salvatore Iacolino, si rivelino privi di fondamento. Ed è amara la consolazione di ricordare che alla vigilia della sua ultima designazione al Policlinico di Messina, dall'MPA si chiedeva di differire sollecitando una specifica attenzione ai contesti, alle competenze e ai curricula. Ovvero ricordare l'allarme lanciato circa 2 anni fa sulla sanità al disastro, un dossier che presentò proprio il gruppo degli autonomisti. Come dire, a buon intenditore, poche parole. Altri argomenti, la frana di Nicemi è ancora attiva, è difficile da stabilizzare con opere definitive e i tecnici incaricati dalla protezione civile non hanno dubbi in questo senso. Intanto sul versante vicino all'impianto MUOS, la base americana di Sigonella, annuncia un piano di ripristino ambientale. Gerry Italia. A distanza di 6 settimane, la frana di Niscemi resta un fenomeno complesso e in evoluzione. Secondo la relazione tecnica dell'Università di Firenze, coordinata dal geologo Nicola Casagli e commissionata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, non esiste al momento una soluzione strutturale definitiva per mettere completamente in sicurezza il versante. Le dimensioni del movimento franoso, la profondità delle superfici di scivolamento e la natura dei terreni rendono infatti impossibile stabilizzare l'intero sistema con grandi opere di consolidamento. Per questo la strategia indicata dagli esperti punta su una gestione integrata del rischio, monitoraggio continuo, interventi di mitigazione e misure di protezione civile. La frana nel suo complesso non si potrà mai fermare, adesso si sta fermando, però può riattivarsi, no? E dobbiamo fare in modo di ritardare il più possibile queste riattivazioni e di renderle parziali, di non far accadere un fenomeno così grande. Per far questo è necessario combinare una serie di opere strutturali e poi gestire il rischio evitando azioni, spargimenti di acqua, perdite alla rete fognaria, regimare tutti i torrenti e fossi che ci sono. Nel frattempo nel centro abitato sono state ridefinite le zone di sicurezza. La zona rossa è già passata da 150 a 100 metri, ma non si esclude che possa essere ulteriormente ridotta se le condizioni lo permetteranno. Verrà ridotta nella misura e nei tempi necessari a garantire l'assoluta sicurezza delle persone. Chi è già rientrato al sicuro. Ma il tema della stabilità del territorio riguarda anche l'area vicina all'impianto satellitare MUOS della Marina Militare statunitense. La NAS di Sigonella ha annunciato un piano pluriennale di ripristino ambientale. Secondo la base americana, gli interventi che partiranno in primavera serviranno proprio a contrastare i fenomeni erosivi nell'area dell'installazione. E mentre gli esperti continuano a monitorare la frana, intanto l'attenzione sul territorio rimane alta. Mafia imprenditrice, beni per quasi 11 milioni sequestrati tra Arezzo e Catania. Inchiesta della Procura etnea su Carmelo Salemi, indicato come elemento di spicco della famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano, e sull'imprenditore edile Giovanni Fabrizio Papa, ritenuto organicamente asservito agli interessi della cosca. Lorena Dolci. La mafia che investe, ricicla ed esporta se stessa. Dal quartiere Picanello alle dolci colline toscane, un asse Catania-Arezzo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza con il sequestro preventivo antimafia di oltre 10 milioni a Carmelo Salemi, detto Uciuraro, il fioraio, e all'imprenditore edile Giovanni Fabrizio Papa, ritenuti figure chiave negli affari del clan Santa Paola Ercolano. Il sequestro riguarda società immobiliari e di costruzioni, decine di fabbricati, terreni e disponibilità finanziarie localizzate
localizzati fra le due province. Secondo gli investigatori si tratterebbe di beni accumulati grazie ai profitti della famiglia mafiosa e ripuliti tramite l'imprenditore Papa, che avrebbe messo a disposizione le proprie società edili per riciclare enormi quantità di contante. Le indagini condotte dal Gico delle Fiamme Gialle si inseriscono nel solco dell'operazione Oleandro del 2024 con 26 indagati, che aveva già evidenziato un ruolo di vertice di Salemi, accusato di associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga. A Enna la polizia ha arrestato un medico in servizio al centro trasfusionale dell'ospedale Umberto I, trovato in possesso di droga nella sua auto, disposta anche la sospensione dal lavoro. In un altro controllo a Messina i carabinieri hanno bloccato agli imbarchi una coppia di catanesi con 12 kg di cocaina nascosti nell'auto. Pedopornografia a Catania, un uomo arrestato, 3 indagati dalla polizia postale, con immagini online creavano giochi con abusi sessuali virtuali su minori. Lorena Dolci. Non c'è solo il chatbot che ci risponde sui social o nelle interazioni con le aziende. Ci sono anche influencer, cantanti, persino anime gemelle virtuali. Un mondo partorito dall'intelligenza artificiale, un mondo a parte dove pescano anche criminali e pedofili. Per questi ultimi adescare bambine virtuali è diventato un gioco, nel doppio senso, non solo perché è sempre più facile, ma perché hanno a disposizione svariati giochi e strumenti informatici in grado di compiere veri e propri abusi sessuali virtuali su minorenni. L'ultima operazione della Polizia Postale di Catania ha sequestrato un'ingente quantità di materiale pedopornografico a casa di un uomo di Catania che è stato arrestato, mentre altri 3 sono indagati. Sono tutti uomini tra i 50 e i 70 anni, di svariata estrazione sociale, geolocalizzati grazie alla collaborazione con l'organizzazione Child Rescue, in grado di setacciare il dark web. Il soggetto tratto in arresto deteneva, oltre un'ingente quantità di materiale pedopornografico, un software con cui compiva abusi sessuali virtuali su minori che erano creati artificialmente. La Procura di Catania sottolinea un dato particolarmente preoccupante, ovvero che per la prima volta viene sequestrato questo tipo di materiale. L'associazione Metea di Dondinoto già in passato aveva denunciato invece piattaforme in grado di denudare virtualmente immagini di minori, anche neonati, o la manipolazione di foto di bambini. L'ombra della speculazione sugli aumenti legati alle tensioni e alla guerra in Medio Oriente. Le denunce vengono dalla Coldiretti, c'è anche l'indignazione di CIDEC, che è un'associazione dei consumatori, e naturalmente la preoccupazione dei cittadini. Al mercato salgono già i prezzi di frutta e verdura. Tonino De Mana. Paure, tensioni, ritorsioni. Dietro ogni guerra si nasconde un altro nemico invisibile, la speculazione. Aumenta in maniera esponenziale il carburante, sale il costo di gas ed energia elettrica, come un indecifrabile effetto domino salgono i prezzi dei consumi, persino di prodotti che la Sicilia ha in casa come gli agrumi. Insorge Coldiretti. Abbiamo i primi segnali di speculazione sui costi di produzione, sul gasolio agricolo e sui fertilizzanti. Coldiretti si è mossa prontamente presentando esposti alle procure per vigilare ed evitare che si generi un'escalation ingiustificata che colpisce le nostre aziende agricole e l'intera filiera agroalimentare italiana. Gli fa eco Lorenzo Costanzo, CIDEC. Ci ritroviamo anche nei supermercati con prodotti che vendono del territorio tipo le arance a 2,80 €. Non è giustificato che la smacchetoria aumenti il servizio dello stiro perché l'energia elettrica è cara. Noi come CIDEC diciamo di mettere subito un numero per avere prontezza di quello che è l'allarme e la psicosi dei prezzi. Frutta ed ortofrutta che fanno registrare ritocchi all'insù, anche se sul prezzo delle arance incidono gli effetti collaterali del ciclone Harry. Aumenta la lattuga. Ho visto le lattughe a 2 €. E prima quanto costavano? 1 euro. E sale a 3 € al chilo il costo delle melanzane, tanto che un piatto di pasta alla norma rischia di diventare un lusso. Ah, questa norma è un pregio. E tipo come mangiare all'aragosta. Tra il serio e il faceto registriamo il parere di questo operatore della fiera. E io non so con chi mi devo alleare, con Trump, con Putin, fatto sta che è una lotta per la sopravvivenza ormai.
A Catania indignano in queste ore le condizioni di Piazza Eroi d'Ungheria, che si è trasformata in discarica a cielo aperto. I cittadini dicono: paghiamo la Tari più alta d'Italia per questo scempio. Ancora Torino Emana. Pedoni costretti a passare sulla sede stradale con il rischio di essere investiti. Una carreggiata ristretta, porte dei negozi chiuse per il fetore che ammorba l'aria. Benvenuti a Piazza Eroi d'Ungheria, simbolo di una Catania dove l'emergenza rifiuti non si riesce proprio a debellare. E se in alcune zone della città si registrano progressi, da queste parti gli unici movimenti sono all'indietro. Passi del gambero che indignano e che sdegnano. E io pago le tasse, questi signori non vengono mai sanzionati, abusivi, non abusivi, non si è capito, ma perché non hanno i loro contenitori per poter conferire questa spazzatura differenziata, non differenziata, quello che sia? Non si può vivere così a Catania. Per la puzza siamo costretti proprio a chiudere anche le porte perché proprio non si può respirare quest'aria così pesante. E paghiamo la spazzatura più cara d'Italia e il risultato è questo. In questo punto non si raccoglie la spazzatura da oltre una settimana ed ora dopo ora l'accumulo aumenta. A microfoni spenti, con la certezza di non essere inquadrati per paura di ritorsioni, alcuni residenti di via Eugenio Barsanti puntano il dito contro gli ambulanti che di notte riversano scarti di frutta, carta, cartone ed immondizia varia. A questi si aggiunge una buona parte di popolazione che continua a non differenziare i rifiuti. Per gli uni e per gli altri l'unica soluzione sarebbe la videosorveglianza, rimedio per stanare gli incivili. Fra poco l'appuntamento con il vice sindaco di Catania, Massimo Pisce, in diretta su Telecolor dopo il telegiornale alle 14:30. Per le vostre domande, segnalazioni, lamentele, scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 o inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14:30. Proclamato lo sciopero dei lavoratori nello stabilimento ISAP di Aci Sant'Antonio nel Catanese dopo l'annuncio della proprietà di 45 licenziamenti. Ieri la protesta, l'occupazione della fabbrica che produce stoviglie e imballaggi per l'industria. I sindacati UIL e CISL hanno chiesto l'apertura di un tavolo in regione per scongiurare i licenziamenti. Spettacolo al Teatro Ambasciatori di Catania, venerdì e sabato Vorrei una voce, che è il monologo scritto e interpretato dall'artista siciliano Tindaro Granata, che rende omaggio alla grandissima Mina raccontando attraverso le canzoni storie di donne detenute. Orazio Longo. Uno spettacolo che nasce da un'esperienza umana e artistica vissuta dal protagonista, il laboratorio teatrale all'interno della casa circondariale di Messina con le detenute di alta sicurezza nell'ambito del progetto Il Teatro per Sognare. 4 anni di incontri diventati scena viva con un filo conduttore a unire il tutto, Mina. È uno spettacolo che racconta la storia di queste ragazze che sono all'interno della casa circondariale di Messina e ognuna di loro è legata a una canzone particolare di Mina e per me è stata una scoperta meravigliosa poter vedere che cosa significa stare in quel luogo e trovare una libertà interiore. A portare in scena Vorrei una voce al Teatro Ambasciatori di Catania e Palco Off, cuore pulsante della performance nella forma del monologo, e la presenza di un filmato inedito di Mina donato personalmente dall'artista, uno spettacolo dedicato a chi ha smesso di sognare, spiega Tindaro Granata. Abbiamo messo in scena l'ultimo concerto di Mina in playback e da lì è nato un mondo di emozioni, un mondo di storie che sono venute fuori semplicemente ascoltando e cantando la grande musica della grande Mina. Un incontro tra arte e vita, tra palco e realtà, tra la voce più amata d'Italia e le voci invisibili di chi cerca riscatto. È il momento della nostra pausa, subito dopo per il calcio la conferma, almeno per il momento, di Mimmo Toscano sulla panchina del Catania. State con noi, vi aspetto.
Peraltro, almeno sino alla trasferta di Altamura non dovrebbero esserci scossoni in casa a Catania. La posizione di Mimmo Toscano è al vaglio della società dopo gli ultimi risultati, ma il tecnico è stato confermato. Telecolor trasmetterà la partita in diretta, in chiaro e in esclusiva, con 4 ore di diretta stadio. Francesco Triolo. È l'ora delle riflessioni, sbollita la rabbia, calmati gli animi. In casa Catania adesso si cerca di capire cosa fare, perché l'obiettivo della promozione diretta sembra ormai scivolato via dalle mani e c'è da tarare di nuovo quello che dovrà essere il prossimo. La squadra si è messa subito al lavoro in vista della trasferta di domenica prossima contro l'Altamura, che Telecolor trasmetterà in diretta, in chiaro ed esclusiva, con 4 ore di diretta stadio. Sulla panchina rossa-azzurra dovrebbe continuare ad esserci ancora Mimmo Toscano, anche se la sua posizione dopo la doppia trasferta di Salerno e Benevento e il pari con la Casertana non è più così salda. L'allenatore infatti è sotto valutazione, la società sta ragionando sulle opzioni a disposizione visto il rendimento insoddisfacente della squadra finita a meno 12 dal primo posto, ormai saldamente in mano al Benevento e con un vantaggio sulla terza, il Cosenza, ridottosi a 5 lunghezze. In caso di avvicendamento si punterà su una figura di esperienza e comprovato curriculum, un tecnico in grado di prendere subito in mano la situazione per difendere la piazza d'onore nella stagione regolare e preparare al meglio i play-off, profili che andrebbero vincolati con almeno 1 anno e mezzo di contratto. Nel frattempo una delle alternative possibili, l'ex rossazzurro Fabio Caserta, ha trovato l'accordo con l'Empoli. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20, grazie e buon pomeriggio.